Sono molto soddisfatto dell'evento che è stato organizzato oggi dalla preside Centamore, dal suo istituto, dai ragazzi che hanno partecipato a un progetto che racconta un tema assolutamente attuale: la violenza di genere, la violenza economica, una disparità tra uomo e donna che ha dei tempi da medioevo e che deve essere assolutamente abbattuta. Come istituzione, come Assemblea regionale siciliana, noi vorremmo stare accanto ai giovani, accanto alle scuole, perché riteniamo che comunque sia un problema culturale e non basti una semplice legge per debellare il problema, ma debba essere coniugata una legge a quella che è una formazione scolastica e culturale che parta proprio da qui. La FIDAPA sezione di Paternò oggi collabora con la scuola. La FIDAPA ha pensato benissimo di collaborare con la scuola per questa attività che mira a promuovere anche un progetto molto ambizioso e molto importante, Voci silenziosi, soluzioni audaci, con il quale la scuola ha vinto un concorso a livello nazionale e di questo noi siamo orgogliose, perché quando si tratta di promuovere la donna e fare questo nella scuola, che è un ente di formazione, di promozione, di cultura, fare cultura a favore della donna è il nostro obiettivo anche come FIDAPA, per cui siamo veramente lieti ed onorate di collaborare oggi in questo evento.